Bene, siamo partiti, mi pare. Sì, Buonasera a tutte e tutti, buonasera anche a Paolo e Sonia. Come vi buonasera abbiamo Roberto, buonasera a annunciato, tutti. Ciao, buonasera. come vi abbiamo annunciato, il Manifesto Sordo nella sua nuova veste live vuole provare ad essere più vicino ai lettori e alle lettrici del quindicinale e a tutte le persone che in questo momento di sospensione, di distanza, avranno il piacere, a partire da questa diretta, di seguire la serie di iniziative pubbliche online della nostra redazione. Verrà avviata una diretta che sarà visibile sui siti web del Manifesto Sardo, sul nostro canale YouTube e sulla pagina Facebook del Manifesto Sardo, con la collaborazione di Aladin Pensiero e di Democrazia Oggi. Proporremo degli incontri per parlare del futuro della nostra società dopo l'emergenza e per reagire all'impossibilità di vederci, di incontrarci, continuando in modalità differenti il lavoro e l'impegno politico così come siamo abituati e abituate. Un lavoro che cercheremo di svolgere ognuno a casa nostra in videoconferenze con lo strumento di queste dirette. Come abbiamo già scritto dal nostro piccolo osservatorio di attivisti dell'informazione, vogliamo ragionare insieme su come affrontare il dopo emergenza. Vogliamo ragionare insieme avviando dibattito, approfondimento, comprensione e ricerca di un percorso comune di proposte e di pratiche di cambiamento. Perché lo facciamo? Perché dopo la pandemia la nostra società non sarà più quella di prima, non sarà più quella che abbiamo conosciuto. L'economia è in caduta libera, la società si frammenta e la politica fatica con molte difficoltà a pensare e a immaginare il futuro. Senza dispensare certezze, vogliamo partire da delle domande a cui cercheremo di dare risposte, coinvolgendo delle personalità impegnate nella costruzione di una società nuova, diversa, in salute, giusta, sostenibile, una società senza nazionalismi e intolleranza, con un sistema di diritti e di responsabilità che superi la globalizzazione neoliberista. Questa sera indaghiamo alla situazione delle arti visive in questo periodo di sospensione e il futuro del mondo dell'arte. Lo facciamo con Paolo Carta, che scrive di cultura sul Manifesto Sardo, che dialogherà con Sonia Borsato, docente dell'Accademia di Sassari, curatrice e critica d'arte nelle arti visive contemporanee. Vi lascio la parola, prego Paolo. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie mille Roberto e ciao Sonia, come stai? Ciao Paolo, Innanzitutto bene. benvenuta. Grazie a tutti. Grazie a voi. Allora, innanzitutto vedo che sono contento che inizia già qualcuno a arrivare, questo insomma mi fa piacere. Diciamo subito che in quanto primo esperimento, diciamo live, abbiamo già il primo problema tecnico perché di fatto Sonia non sente Roberto, io sento tutti, Roberto sente Sonia, ma Sonia non sente Roberto, quindi tutto quello che ha detto Roberto adesso, Sonia se l'è perso. Ed è una cosa meravigliosa. Però vabbè, cercheremo di fare in modo che tutto possa andare al meglio. Allora Sonia, innanzitutto benvenuta e grazie. Per aver risposto al tuo amico di tanti anni. Grazie a voi. Allora, gli argomenti, insomma, come abbiamo già anche promosso, come ha anticipato anche Roberto, saranno di fatto innanzitutto la situazione attuale delle arti visive durante, diciamo, questo lockdown, la ipotesi, diciamo, di ripartenza e poi, diciamo, un piccolo accenno di come anche tu stai passando questa DAD, questa didattica a distanza. Allora, iniziamo quindi con la prima parte, tra virgolette. Dunque, questo momento di lockdown, allora, per le arti visive è abbastanza, diciamo, particolare, nel senso che è tutto chiuso, come ovviamente tutte quante le attività, gli studi sono chiusi, le mostre sono state sospese, i musei, insomma, stanno facendo quello che possono, tra l'altro anche con insomma, cose anche molto interessanti, tra virgolette, sia visite guidate online, sostegno agli artisti e insomma abbiamo visto che sono tanti anche gli artisti che comunque stanno
in qualche modo in questo mi sento parte, ovviamente, testimone, ecco. Si sta cercando comunque di fare una sorta di introspezione e andare avanti comunque con la propria ricerca. Tu come la stai vedendo, vivendo e vedendo, ecco, Sonia? Allora, a parte la domanda delle domande, perché in qualche modo c'è stata una chiamata alle armi, una chiamata alle arti. E mi sembra che in questi giorni, vabbè, a parte che il verbo sicuramente più usato è stato quello di ripensare, nel senso che siamo un po' stati tutti chiamati a ponderare, a sottoporre a revisione tutto quello che facciamo, che è stato fatto e di conseguenza anche il nostro fare. E mi sembra che ci sia stata una specie di presenza di due logiche contrastanti. Da un lato la logica della produzione, di questa iperproduzione, dall'altra la logica della sopravvivenza, che per alcuni si è concretizzata in una sopravvivenza mediatica, come dire, nella paura della sparizione si è concretizzata quasi in un urlo, ci sono, esisto ancora, che però mi è parso che in alcuni casi Sei ha rimasta creato... bloccata in questo momento, c'è la schermata bloccata, E Sonia. adesso? Dimmi quando mi sblocco. Ancora si ferma. No. Vabbè, comunque ti sentono tranquillamente. Sì? Sì. Ma il blocco è osceno o no? No, sei ferma così praticamente, stai mimando qualcosa. Mm. Dimmi, parlo? Vabbè, continua. Ah. Proviamo poi a Sì, ti risolvere. sentiamo, eh. Che cioè, questa iperpresenza mediatica in certe situazioni secondo me ha consolidato una specie di fraintendimento che già c'era nelle persone nei confronti dell'arte in generale, dell'arte visiva in particolare, come se cioè, si confonde delle volte l'arte con l'intrattenimento, che questo alcuni generi di mostre pacchetto avevano consolidato. Perché è vero che in qualche modo la paura che stiamo provando è la paura dell'invisibile, ma questo non vuol dire che dobbiamo renderci eccessivamente visibili. Nel senso che il grande rumore di sottofondo che io ho in questi giorni è proprio il chiedersi il senso del nostro fare. È bellissimo, l'altro giorno ho letto questo termine, che il virus è stato per noi, l'ha detto uno psicanalista, mi sembra che si chiami Madera, ha detto che questo virus sta funzionando come un reagente sociodelico, cioè che ci sta proprio manifestando nella nostra struttura. E questo ci ha riportato a capire il senso profondo del fare arte, secondo me, perché un'opera d'arte deve sempre dire e dare qualcosa, non deve intrattenere. Siamo chiamati, secondo me, in questo momento ad avere una grandissima responsabilità nei confronti delle generazioni successive, dal punto di vista della consegna di un'epoca. Non so se sto riuscendo No, a... assolutamente. Beh, assolutamente abbiamo un fardello non indifferente, perché poi insomma da questo sicuramente poi cambia un po' tutto, cioè cambierà e ha già cambiato molte cose, assolutamente. Sì, ma mi è venuto per caso, per fortuna, in realtà, frugando su internet, partendo così da letture sull'Abramovic, mi è capitato una lettura su questo performer di Taiwan, mi sembra, lui si chiama Xie, si faceva chiamare Sam quando era quando era a New York, e lui ha fatto una performance in cui si è fatto rinchiudere in una gabbia. E paradossalmente è da lì che l'Abramovic ha preso spunto, poi lei è diventata famosissima, lui no, in cui lui semplicemente osservava il tempo. Per un anno, dal 78 al 79, è stato chiuso in questa gabbia e non ha portato libri, niente, ha lasciato che il tempo lo abitasse.
perché effettivamente la cosa più sacrilega che possiamo fare è sciupare il tempo, cioè avere la necessità di occuparlo senza renderci conto invece della densità e della sacralità del tempo. Dunque diventa quasi un ossimoro. E se questo virus, se questa occasione che ci ha messo in gabbia fosse in realtà la possibilità di liberarci da tutta una serie di strutture, di sovrastrutture e metterci a confronto con noi stessi. Dunque quello che dico è, in questo momento l'arte ha la responsabilità non di intrattenere. L'entertainment è un'altra cosa, è un altro settore di professionisti. Ci sono proprio dei professionisti che fanno quello. Noi in questo momento dobbiamo documentare, perché significa fare due cose. Uno, lasciare una grandissima lettura ai posteri e dunque hai una fiducia nel fatto che ci sarà una posterità, che ci sarà un futuro. E al tempo stesso stai in qualche modo analizzando, non per forza capendo, perché siamo troppo caldi, ma al tempo stesso ci sei con una densità diversa, senza cadere nella, come dire, nella macchietta. Credo che sia la grande responsabilità di chi si occupa d'arte in questo momento, in qualsiasi range tu ti voglia muovere. Beh, io una cosa che ho notato sicuramente è che c'è un proliferare di momenti, anche di indagine di artisti che magari solitamente non si è in grado di raggiungere. E questa l'ho trovata una cosa molto interessante, perché appunto, a parte luoghi dove magari ci sono anche dei sistemi ovviamente affermati, consolidati, di fatto sono tanti anni che comunque abbiamo insomma una problematica di raggiungere e conoscere anche, sai, i nuovi fermenti che ci sono, i nuovi giovani artisti. Beh, questo momento comunque mi ha fatto conoscere un sacco di giovanissimi, tra l'altro. Questa l'ho trovata una cosa molto interessante. Ho visto anche, ho notato che comunque anche altri artisti già più, insomma, vissuti, tra virgolette, si sono ripresi, si sono rivisti. Questo secondo me è un plus valore da non sottovalutare. Sicuramente non è, ecco, non c'è l'intrattenimento, ma c'è una ricerca forte comunque, molto sofferta fra l'altro, perché comunque ci sono anche situazioni, insomma, io scherzosamente da poco, quando abbiamo fatto dato questo contributo per l'Exma, per Così lontani, così vicini, ho detto questa cosa scherzosa, tra virgolette, ma fino a un certo punto, che facciamoci salvare dall'arte, ok? Beh, non è molto lontano effettivamente dalla realtà, perché è forse l'unico modo che abbiamo tra artisti e operatori per andare avanti proprio in questo momento perché davvero se ci si ferma poi è finita, la finiamo un po' ai pazzi comunque. Senti, e invece cosa ne pensi delle attività, diciamo, che stanno tenendo alcuni, perché visto, diciamo, che ci sono delle situazioni di musei che comunque stanno cercando di sostenere degli artisti, ad esempio l'operazione anche che c'è stata del Nivola, tra l'altro, che io personalmente ho trovato anche interessante, oppure diciamo una cosa dove dico dove ad esempio come spesso avviene si ricercano gli artisti per donare qualcosa. Ecco, mi domando, secondo te queste situazioni attualmente stanno facendo bene, stanno facendo male, ci può essere un'evoluzione? Cosa ne pensi? Allora, io non ho letto, dovrei leggere i singoli casi, però trovo che ogni situazione che permette di mettere in combinazione una dinamica di aiuto sociale, una dinamica di visibilità verso la giovane arte è assolutamente è positiva e non può che che germogliare. Perché alla fine siamo delle volte un po' paradossali, ci lamentiamo sempre che non c'è attenzione alla giovane arte e poi nel momento in cui gliela si dà, anche se vuoi in una maniera veloce o acerba, anche perché è stato tutto fatto in fretta, allora ci si lamenta ancora.
come se non andasse mai bene. Poi, il paradosso dei paradossi, si combina un'attenzione sociale a un'attenzione artistica, è ancora peggio che peggio. Invece trovo che qualsiasi cosa si fa, l'importante è fare, cioè tra il dire e il fare c'è di mezzo solo il fare. Concordo. Comunque queste persone stanno facendo non solo è un'attenzione, ma è anche un censimento ideale di quello che sta accadendo in questo momento, e rimane anche veramente uno specchio importante di quello che c'è adesso in questo momento in Sardegna. Non lo so, io lo trovo bello. Assolutamente. Beh, io ho trovato anche interessante, diciamo, questa diciamo, sorta di archiviazione durante questo periodo che stanno facendo che sta facendo Annarita Punzo in sospeso, e insomma stanno apparendo diversi artisti, fanno apparire diversi lavori, comunque la ricerca di molti artisti, alcuni che onestamente sono anche molto giovani, che io ad esempio non conoscevo. È stato molto interessante. Mi auguro insomma che poi queste cose possano continuare comunque, cioè che sia ecco, un momento di nuovo slancio, comunque, che ci possa anche far capire, come secondo me è abbastanza palese, che ci sono tante cose, cioè ci sono artisti che hanno ricerche molto interessanti, ci sono operatori che sanno il fatto loro, e che probabilmente, ecco, dobbiamo iniziare anche a ragionare non come i figli poveri di un sistema che spesso volentieri purtroppo è irraggiungibile, ma cercare anche un po' di tirarsi su e insomma cercare di trovare un po' una svolta, ecco, se posso dire così. Sì, ma guarda, forse ci serviva proprio, sai come si dice, nascere non basta a nessuno, siamo qua per rinascere, però le rinascite sono sempre un po' dolorose, forse ci serviva davvero uno stop che fosse angoscioso, che fosse doloroso, per metterci in asse e dire ragazzi, forse davvero non c'è più tempo, forse non possiamo più dire domani, più tardi, e mettere tutto a raccolta, tutto quello che possiamo fare. Insomma, ci sta mettendo sotto pressione. Ma magari nel senso buono. No, ma assolutamente, io lo prendo in senso buono, cioè secondo me comunque quando si è sotto pressione comunque si è in grado di produrre, andare oltre quelli che insomma, possono essere insomma i limiti che alla quale solitamente siamo abituati. Ascolta, ne approfitto per passare a questo punto, insomma, con un occhio più al futuro, ecco, quindi immagino, tra virgolette, una sorta di ripartenza, ecco, ok? Quello appunto che possiamo ipotizzare, o quello che magari sarebbe necessario, sai, sono sempre quei momenti in cui, questa è un po' una condizione nazionale, secondo me, non solo ovviamente dell'ambito dell'arte. Ci siamo accorti che ci sono state delle problematiche, qualcosa non ha funzionato, ci siamo adattati, successivamente dovremo prendere un po', ecco, le redini un po' di qualcosa, chi più, chi meno. Ecco, come te lo immagini un po' questa ipotesi di ripartenza? Secondo te cosa manca, cosa c'è da fare? Chi dovrebbe in qualche modo, non so, porsi, avere una presenza maggiore, ecco? Allora, nella ripartenza in realtà la prima cosa che mi terrorizza, ed è la cosa di cui tutti stiamo discutendo, è la mancata fisicità, cioè il fatto che ci si metta molto tempo a recuperare una normalità nella gestione del corpo, che in realtà è la cosa fondamentale nella fruizione di tutto quello che facciamo, perché è vero che c'è un aspetto mediatico, ci siamo resi conto, abbiamo appena finito di dirlo, che possiamo utilizzare internet per moltissimo, però è anche folle non rendersi conto di quanto compartecipare ad un evento faccia parte dell'evento stesso. L'aspetto emotivo, poter condividere proprio l'aspetto emozionale, non possiamo dimenticarci che questo fa parte del nostro lavoro, se no verrebbe fuori una società malata. Non è solo uscire dal cinema o uscire dalla mostra e parlarne, ed essere insieme nel momento della fruizione, che vorrei non venisse a mancare.
In tutto questo, nella parte successiva, a parte questa riflessione, sarebbe stupendo se questa rete che si è venuta a creare di grande solidarietà e di grande dialogo tra gli operatori rimanesse come proprio una struttura portante, rendersi conto di quanto scambio, di quanta stima in realtà c'era, come se all'improvviso ci si fosse guardati negli occhi proprio nel momento in cui non ci si poteva più guardare negli occhi, e ripartire a lavorare con grande struttura da lì. Ovviamente al tempo stesso è impensabile che questo avvenga senza un supporto più ragionato e più lungimirante da parte delle istituzioni. Non si può ragionare di anno in anno, ci deve così one shot, one kill, perché significa veramente agonizzare. Ci deve essere, secondo me, una dinamica più ambiziosa e più a lungo respiro, ad ampio respiro, senza fare polemica. No, certo, ma alla fine non ci serve nemmeno a questo punto. No, è proprio, Ci rallenterebbe, diciamo. Beh, pur parli. l'idea di... hai parlato di one shot, no? Cioè, quindi cioè, ragionare di anno in anno, e giustamente non ha più senso ragionare in questi termini. E mi viene in mente, appunto, come molto spesso capita, che cioè, vuoi o non vuoi, in tal senso le istituzioni, la politica ovviamente hanno una parte molto importante, e molto spesso, anzi solitamente siamo stati abituati che adesso facciamo questo, poi si cambia, magari arriva un'altra persona e si cambia totalmente. È necessario sicuramente insomma, fare un po' di avere continuità, fare una programmazione un po' più a lungo termine, che possa pensare ad investimenti anche di un certo tipo, perché altrimenti non ha senso. Cioè, già di fatto quella che è la componente privata probabilmente da questa situazione qui ne uscirà un po' distrutta, probabilmente, anzi almeno questo è il pensiero che mi sono fatto, le istituzioni saranno quelle che dovranno fare un po' il passo avanti, cioè investire proprio nel sistema culturale, ecco. Sì, immagino che ci sarà un ridimensionamento, immagino che ci sarà uno snellimento probabilmente dell'offerta, ma al tempo stesso spero che ci sia un rafforzamento. Sai come si suol dire, less is more, magari meno piccole cose, ma puntare a cose che siano un pochino forse più ambiziose, che veicolino un'idea veramente più corposa della cultura e anche un'immagine più contemporanea, perché ce l'abbiamo. Ad esempio, cosa ti aspetti tu? Nel senso, cosa vorresti vedere effettivamente come passo? Io so per certo che abbiamo dei grandi professionisti in Sardegna e che hanno un respiro nazionale e internazionale, ma che non sono messi nella possibilità di avere una progettualità e che di conseguenza non possono fanno fatica a mettere la Sardegna in dialogo con una dimensione internazionale, mentre questo sarebbe assolutamente il passo da fare, ma con 2 o 3 specificità, 2 o 3 argomenti, chiamiamoli così, senza dover coprire per forza tutto. Non è che dobbiamo avere 100 festival che si occupano di 100 argomenti, perché all'improvviso va di moda quello e anche noi lo abbiamo. 2 o 3 punti che possono fare veramente diventare una caratteristica e puntare su quello, ma sulla lunga durata. Cioè, nel mio campo, Arles, il Festival di Arles non è diventato così dal primo anno. Costruisci, incrementa, credici, ma con una visione che certo deve avere una dinamica economica, ma non si può confondere un festival culturale con la Sagra della Porchetta. Non si può pretendere che abbia quel genere di ingressi, quel genere di pubblico come quantità e qualità. Il respiro che dà alla tua comunità è diverso come lungo termine e come nutrimento. Delle volte si rischia di avere questo fraintendimento quando si dialoga, delle volte.
non sempre. Delle volte invece incontri assolutamente delle persone illuminate. È raro trovarle però, perché solitamente trovi, vabbè, a parte purtroppo persone che non provengono dal settore comunque delle arti, diciamo così. Cioè la maggior parte degli assessori, sparo un numero, il 90% degli assessori alla cultura della Sardegna non provengono di fatto dal settore delle arti. Molto spesso provengono tra l'altro dal settore sportivo, perché solitamente è cultura e sport, ok? E ovviamente lì si vedono dei danni incredibili. Ed è ovvio poi che vogliono vedere dei numeri che sono appunto della sagra della porchetta o la sagra del pesce, ok? Perché vogliono vedere, cioè, non si fa un ragionamento ma non si fa nemmeno un ragionamento di qualità molto spesso, perché se uno dice, vabbè, no, voglio fare un investimento, potrei anche capirlo, però non c'è l'idea di fare qualcosa che abbia una qualità diversa, che possa avere attenzioni, o fare attenzione degli aspetti che ovviamente altri eventi non hanno quell'obiettivo. Ecco, io una cosa che mi auguro è che, visto che diciamo in questa situazione le persone che competenti escono realmente fuori, ok? Perché se tu non hai, se questo non è il tuo lavoro, se questo lo fai come hobby, si vede, e in questo momento si è visto, secondo me, tantissimo. Io mi auguro che questo possa avvenire anche nell'ambito istituzionale, perché di fatto una persona che proviene dal settore delle arti, a prescindere che arrivi dall'ambito del teatro, dal cinema, dalle arti visive, però conosce quelle che sono i sintomi, le situazioni, sa parlare, diciamo, anche in associazionese, mettiamolo così, perché conosce, magari proviene dalle associazioni, sa parlare del terzo settore e con il terzo settore, fra l'altro. Cosa che attualmente, appunto, non avviene. Cioè, quando si propongono progetti, lo sai anche tu, Sonia, come funziona, molto spesso proponi un progetto di fotografia o di situazione, di residenze, quello che può essere, e che vogliono sapere, vabbè, ok, ma poi cosa ci mettiamo? Ci mettiamo la degustazione, alcuni pretenderebbero, magari in alcuni casi è capitato, di metterci dentro la sagra della porchetta, anche del porcetto, dentro, anzi no, la sparo così, fare, diciamo, scegliere il rally piuttosto che che i progetti di residenza, ecco, mettiamola così. Vabbè, ormai parliamo del passato, quindi ciccia. Così, una frecciatina così. Vabbè, ci sta, dai, siamo un confronto, sappiamo bene, cioè le cose come succedono, che succedono le conosciamo, e che, diciamo, non sempre, e secondo me questo un po' è un nostro difetto, diciamo un po' di tutto il settore, proprio per evitare polemiche, per evitare anche di perdere quel consenso, quell'appoggio che ci potrebbe essere. Ci sta che non stai lì sempre a rompere le scatole a parlare delle cose che succedono, però magari dopo, a distanza di anni, magari qualcosa ne parli. Poi vabbè, non sarei io se non ogni tanto qualche frecciatina non la... Sì, diciamo che il rally è la mia spina nel fianco. Perfetto, mi fa piacere questa cosa. Va bene, guarda, io ecco, una cosa che mi auguro è che, ripeto, non solo i musei, ma in generale un po' tutte le istituzioni possano davvero pensare non solo di andare avanti loro stesse, ma cioè capire che senza quell'humus che di fatto è composto da artisti e operatori, ecco, non vanno avanti nemmeno loro in tal senso. Ecco. Quindi che possano in qualche modo essere un po' più presenti. Ok, Sonia, senti, a questo punto, tra l'altro abbiamo fatto già una buona mezz'ora, ci sono 50 utenti che, tra l'altro ci sono anche qualche commento. Vediamo un po', c'è qui l'area possibilità di ribaltare paradigma quantità versus qualità.
potrebbe essere una cosa molto interessante. Allora, no, volevo a questo punto parlare di questa insomma didattica a distanza, che tu insomma sei una docente, Sì. tu in accademia, cioè voi, per capire voi come la state vivendo, perché cioè, noi stiamo lavorando da pazzi e stiamo... per chi non sapesse, la didattica a distanza, per chi ci sta seguendo e magari non sa di cosa stiamo parlando, è appunto fare lezione in maniera agile, come l'hanno definita, quindi tramite Skype, tramite Classroom, insomma, tramite videoconferenze, però ovviamente ecco, si cerca di fare video lezione, ma senza appunto la presenza degli studenti, tutto da lontano. Cioè noi stiamo lavorando davvero oltre gli orari, ma non definiti, consentiti proprio alla natura umana, perché ormai abbiamo scambiato poi il giorno per la notte, ecco, insomma. Come vi sta andando a voi? Allora, io sono fortunata nel senso che io ho una materia teorica, dunque soffro meno rispetto magari ai colleghi che fanno materie di laboratorio, materie pratiche tipo pittura, scultura, perché là si è sentito, immagino, un pochino di più il gap, la mancanza. Anche noi, come voi, cioè stiamo cercando di colmare questa mancanza, stiamo andando avanti su piattaforme online. In realtà, come dici tu, si lavora di più, anche se magari gli studenti non lo percepiscono, però c'è innanzitutto paradossalmente un'ansia da prestazione maggiore, perché hai proprio l'ansia di dovergli dare di più, ti senti quasi in colpa perché loro comunque non stanno avendo quello che meriterebbero. E poi c'è una mancanza, perlomeno io la sento tantissimo, c'è proprio la mancanza fisica, perché l'accademia, tu lo sai meglio di me, è un luogo privilegiato dove c'è un senso affettivo, anche, almeno io ce l'ho molto con... C'è famiglia. Sì, a parte gli scherzi sì, nel senso No. io li sento molto gli studenti, cioè il privilegio di avere a che fare con questi ragazzi che sono di un pulito e ti trasmettono un entusiasmo, una fiducia in quello che fanno. Cioè, io non credo che riuscirò mai a rendere il senso veramente di gratitudine che ho quando uno studente viene a ricevimento e ti parla di un suo progetto e hanno questi occhioni che sono grandi così, mentre ti spiegano quello che vogliono fare, e adesso tutto questo manca, sentire proprio quell'energia, quella vibrazione manca a me, ma immagino manca anche a loro, per quanto sia fantastico che si stia riuscendo ad andare avanti a fare le lezioni, ma avere un quadratino sullo schermo non è la stessa cosa che poter dare una pacca sulla spalla o in certi casi addirittura abbracciarli se c'è da rafforzare un messaggio. Il Questo lo contatto dico umano è perché, importantissimo, ovviamente. sì, no, lo dico perché delle volte ho sentito dei commenti tipo questo potrebbe essere il futuro, pensate quanto stiamo risparmiando, lo smog, fare tutto da casa, ma mai Sì, al mondo, cioè no. non può essere, cioè, un miglioramento. Diciamo così, sicuramente sarà non può essere un'alternativa, non solo perché abbiamo ancora fortunatamente bisogno appunto del contatto umano, ne abbiamo bisogno noi docenti, a maggior ragione ne hanno bisogno anche gli studenti, soprattutto nelle materie comunque creative, le materie d'arte, ma lo vedo anche con i miei ragazzi che sono più piccoli dei tuoi, Ma cioè ancora io... di più tu. Eh sì, ma me li vorrei spupazzare, ma anche qualcuno dargli, che cosa stai facendo? Non lo posso fare e ovviamente si sente la mancanza, perché poi quando lavori nella progettazione, disegni, eccetera, se non sei davanti, se non sei lì per fargli vedere come muovere le cose, insomma, ovviamente è difficoltoso. Secondo me, però, abbiamo guadagnato comunque uno strumento che Sì, io personalmente cercherò di non abbandonare, però è ovvio che non può sostituire cioè la didattica in presenza, questo è ovvio. Ma guarda, così ci sono state anche tutta una serie di cose anche divertenti, perché ad esempio io fra le varie cose, perché poi è un mondo quello della scuola dove comunque i docenti fanno anche tanta polemica, non tutti fortunatamente però ne fanno, no?
non so se ti è capitato di leggere cose tipo, vabbè, ma perché io dovrei fare lezione, cioè dove sta scritto che nel mio contratto che io devo fare lezioni su Skype, ma in realtà nel contratto non c'è nemmeno scritto che saremmo stati assaliti da una pandemia globale così, quindi insomma ci sono delle cose che fanno anche un po' sorridere. No, ma la cosa stupenda è, a parte le piattaforme, è l'esplosione delle chat. Abbiamo ormai le chat su WhatsApp con le classi e dunque diventa si va molto oltre l'orario, ci si scambia le informazioni in continuazione, se trovi un articolo lo passi. Questa cosa mi piace da morire perché li ho trovati quasi più timidi in classe nella fisicità che non adesso. È come se questa situazione di disagio avesse azzerato tutta una serie di filtri e si condivide molto di più, stranamente. Beh sì, forse perché si sente la mancanza proprio di quel contatto che vai a ricercare, per forza. Anche a me, cioè anche a noi capita, anche se vabbè con i ragazzi sono più piccoli, molto spesso sono anche minorenni, quindi devi dare degli orari. Io ad esempio tipo ragazzi, dopo le 18 abbiate pazienza, cioè ciao, perché altrimenti cioè, loro ovviamente resterebbero tutta la notte, prof, ha visto questa cosa, prof, ma com'è che si fa? Però un po' devi anche staccare. Però sicuramente magari con i ragazzi più adulti è un po' comunque diverso. C'è quella distanza di età che ovviamente è minore, quindi probabilmente si frequentavano anche gli stessi posti in un certo qual modo, no? Cioè, almeno io la ricordo anche così, ponendomi nella situazione adesso odierna, probabilmente insomma avrei ricercato supporto proprio da quei docenti che mai stimavo di più, ecco. Poi guarda, magari sicuramente non è il mio caso, però credo che la cosa a cui veniamo chiamati adesso come docenti non è tanto la didattica nozionistica quanto un tentativo di tenere il timone, perché si è talmente quello che hanno perso tantissimi ragazzi è proprio il gruppo classe, dunque il sentirsi parte di una comunità. Dunque forse l'unica cosa che dobbiamo tentare di fare è recuperare questo senso di gruppo, di fargli sentire che c'è ancora un senso, una rotta, una direzione, al di là di quello che tu riesci a dargli come lezione da pagina a pagina, ma anche tentare di dare approssimativa, parzialissima, quello che vuoi, però una lettura sull'oggi, ricordare, ragazzi, siamo qua, proviamo ad esserci insieme, che poi come sempre più quello che imparo io da loro che non il contrario, perché sono talmente freschi e privi di paletti che sono più loro che aiutano noi, però quando tu hai detto dov'è nel mio contratto, ma strappa il contratto dalla testa, pensa veramente che questa è una vocazione, non Ma certo, una firma su un pezzo di assolutamente. carta. Poi vabbè. Insomma, sono diverse visioni, insomma, sicuramente ci auguriamo che possa finire il prima possibile, poi insomma, vediamo un po' se tutto va bene. Vabbè, a scuola non torneremo comunque, a prescindere se ne parlerà a settembre, ma spero, ecco, che insomma, dopo da questo, se tutto va bene, cos'è, 4 maggio che dovremo tornare, diciamo, un po' a uscire. Così pare. Ci sarà un'uscita di artisti, tipo tutti che scapperemo tutti quanti diretti agli studi fuori per cercare tipo alla ricerca della libertà, ecco. Sarà un po' questo il mood. Allora, vabbè, io ne approfitto anche per salutare qualcuno che comunque ha anche mandato qualche messaggio, ci salutava, c'era Chiara Caredda, c'era Sabrina Melis, c'era Rossana Corti, Cristina Meloni, insomma Emanuela Locci, insomma qualcuno c'era, comunque qualcuno ci sta sostenendo e ci ha ascoltato, insomma speriamo di non aver detto cose troppo ovvie, ma cose stupide, ma non mi sembra, insomma sono questioni secondo me insomma che io ritenevo comunque importanti, ce ne sarebbero tante altre di cui parlare, ma ovviamente insomma poi non si può dire tutto quanto nello stesso momento. Allora, io dunque, Sonia, io innanzitutto ti ringrazio per l'estrema disponibilità. No, diciamo che allora, a parte il fatto che comunque i miei occhiali si vede che sono sempre storti, fa ridere questa cosa qui, ma proprio la testa storta.
Oh, guarda, sono storti. Dunque, come primo momento, come primo esperimento di momento live del manifesto sardo, insomma, è abbastanza ben riuscito. Spero ti sia trovata bene, Benissimo. a casa, tra virgolette. Beh, di fatto sei a casa. E poi sono a casa anche da te. Comunque, dai, diciamo la verità, diciamo a chi insomma ci sta guardando, ci stava ascoltando, che in realtà siamo in pantofole, ovviamente. Cioè che siamo vestiti da qui e basta, ma sotto siamo in pigiama, bisogna dirlo questo, come tutti, chiunque... Come stiamo vivendo esattamente. da questa parte. Assolutamente. Va bene Sonia, io ti saluto e saluto tutti quanti per averci ascoltato. Niente, vi do appuntamento alla prossima, insomma, la prossima volta, che ancora non sappiamo quando sarà, ma poi anche il buon Roberto Loddo, che in questo momento vabbè non c'è, ma porto a te i suoi saluti e ovviamente li porto anche a tutti quanti i saluti del Manifesto Sardo. Grazie mille per averci seguito e ancora grazie mille Sonia, un abbraccio e un bacio. Ciao ciao. Ciao ciao.